è un antropologo famoso che è vissuto nel secolo scorso, che si chiamava Ernesto De Martino, antropologo, filosofo, studioso di storia delle religioni, che ha portato avanti delle ricerche straordinarie su quello che restava ancora dei riti antichi nelle varie civiltà, in particolare nelle civiltà contadine, nell'Italia meridionale. Ernesto De Martino diceva che nel nostro tempo le poche tracce che sono rimaste della ritualità antica, quella che consolava nei momenti più terribili le persone che non avevano nessuna altra protezione, erano ancora le ninne nanne. Le ninne nanne e i canti che si facevano alle persone che morivano. Io ho cercato le ninne nanne, non ce ne sono molte, forse le donne friulane non avevano la possibilità di cantare ai loro piccoli. Le donne friulane e le donne carniche che hanno conosciuto miserie e abbandoni e disperazioni indicibili, quando da sole dovevano mandare avanti la famiglia, gli animali, i prati, perché gli uomini dovevano andare all'estero per lavorare e andavano viasli germanis. Ma una ninna nanna mi resta per quel ricordo nel lessico familiare, perché c'era un nonno che cantava quanto avevi sentito cantare da suo padre. E la prima ninna nanna è questa allora. Nane bobo, se no tu nanis alvenga cumo, din din din, le mame e va al mulin, il papà se ha, le già tutte e ten le lum, e il frutto al mur di sium, e al posto di il frut si diceva il nome del bambino. Allora qui si parlava di Bobo Rosso, che è una figura spaventosa che veniva nominata spesso per calmare l'infanzia turbolenta, ma dall'altra parte c'è il papà che va a falciare l'erba, c'è la mamma e c'è la gattina che tiene alto il lume, e in questo modo si conciliano tutti gli estremi della protezione che poteva esserci all'interno di una famiglia e soprattutto nel momento spaventoso del buio. Una ninna nanna molto più antica è quella che si trova in Carnia. In Carnia a un bambino piccolo si dice le mecode, la mecode, il mio ben, la mecodute. Ecco, questa ninna nanna è Nanà Pipin Kodai, che ha diverse strofe. Una la più semplice, Nanà Pipin di Conce, Tomari che ti ha fatta ti sta donge, Nanà Pipin colonne, Tomari che ti ha fatto non ti abbandone. Ho trovato queste due strofe nel libro bellissimo che la scrittrice la Carnieluti Raffaella ha fatto proprio sulle spiritate di Verzenis, e in uno dei momenti raccontati nel libro la madre canta questa ninna nanna alla figlia che è presa da incubi spaventosi, la ninna nanna come unico modo che può pacificare uno spirito tribolato. Ma altre forme ci sono, sempre su questo tono, e sono quella Nanà Pipin Kodai, di grazia cotiai,
se io non ti vares, besole io sares, che ha anche un'altra faccia. Nana pipin kodai, disgrazia cotiai, se io non ti vares, avore io sares. E questo ci dà l'idea di una donna che abbia lasciato il lavoro o che abbia perduto il lavoro proprio perché aveva il bambino. E poi ci sono anche altre ninna nanne, ma queste sono più recenti e vengono proprio dalla curiosità per questa forma in cui il contatto tra la madre o la nonna o il nonno o il padre e il bambino diventa così intimo che riesce addirittura ad adattare il battito del suo cuore sul suo ritmo in modo che il bambino possa addormentarsi. Allora questa è una ninna nanna nata circa 15 anni fa per un bambino che aveva 10 mesi e che urlava di notte. Nana pipin di cune, ti porterai in laune, une barce in darintade, ti spietarà e nuie. Le barce in darintade e avelis di sorelli, li saghis come un spieli, e tre sarà li saghis, i laxi flunsi mars, parzore da montagnis, e svolarà sui nui ad alt fin tale lune, un egale di lusor ti prontarà un egale in colme di fortune, di zois e di amor, nana pipin di cor. E qui si era addormentato. E mi ha fatto pensare questo fatto, quando il bambino ancora si agitava, io ho alzato la voce e ho cantato più forte e ha cominciato a chiudere gli occhi. Allora non è solo il ritmo, è soprattutto quella voce che accarezza l'anima della creatura, che può abbandonarsi e può accettare il sonno. Ecco. E poi c'è anche un altro testo che è piaciuto al compositore Dario Giovanni Regattin, docente al Conservatorio Tartini di Trieste, compositore affermato e conosciuto anche se molto giovane ancora. E io darò solo un assaggio perché la sua composizione, partendo dal testo, è stata complessa e la prima volta è stata cantata addirittura da una giovanissima soprano, Sara, che cantava già alla Scala. Alvem plan planchi, un mussut scarmulin, ce porterai al sulle schene, pal mio pitini. Une sporte di carobulis, une tirine di fritulis e un golar di golaz. Alvem plan planchi, un agnelut
rizzutin, ce portarai sulle schene pal mio pitini. Une fuiazze di milus di pampalune e un zeut di fortune. Al vem plan planchin, un giattut gnaulin, ce portarai sulle schene pal mio pitinin. Une cose di nainis e di flabis indauradis, pasie gnoz incantadis.